C'è quella che si descrive dolce e fresca, quella che è appena scesa dall'aereo ed è pronta a regalare momenti indimenticabili di sesso. C'è quella ancora che prima del rapporto vero e proprio fa raggiungere il paradiso con i suoi massaggi. Il web è stracolmo di annunci di donne, in prevalenza di età inferiore ai 30 anni, che svolgono il mestiere più antico del mondo, anche da Agrigento. La nostra città per fortuna è rimasta immune dalla prostituzione in strada, ma queste ragazze si prostituiscono all'interno di abitazioni prese in affitto. Ma se fino a qualche tempo fa sceglievano case singole in posti poco frequentati, negli ultimi tempi hanno cambiato letteralmente registro, tanto che si stabiliscono per 1 o 2 settimane in zone centrali, quali via Papaluciani, piazza Cavour, via Ficani e nella zona della cattedrale. Proprio questo ha provocato e continua a provocare le proteste da parte dei cittadini. Polizia e carabinieri in queste ultime settimane sono state bombardate da esposti e denunce verbali di gente che non ne può più del continuo via vai di uomini dai palazzi. Inoltre lamentano rumori molesti, schiamazzi ed altro che proverrebbero dalle case occupate proprio da queste donne. Da qualche tempo, come detto, sempre più numerose squillo hanno fissato le loro dimore all'interno di abitazioni del centro storico della città dei Templi e della zona balneare di San Leone, trasformandole in vere e proprie alcove. La gente chiede delle misure dirette per prevenire e reprimere il fenomeno, procedendo all'identificazione e al controllo della legittimità della permanenza in Italia di queste donne e all'individuazione di coloro che eventualmente le sfruttano. Che il fenomeno abbia assunto connotati preoccupanti lo testimonia il web. Gli annunci sono sempre più numerosi ed anche in un momento di crisi economica a quanto pare gli affari vanno a gonfie vele. Le squillo sono in prevalenza sudamericane e dell'est europeo, ma ci sono anche molte italiane. Per non parlare poi dei trans, anche in questo caso gli annunci sono diversi. Le prestazioni vanno da un minimo di 50 ad un massimo di 100 euro. Queste ragazze osservano una legge non scritta, ma che ricalca quella del passato, quando le case non erano chiuse. La quindicina, descritta con tanto di particolari dallo scrittore empedoclino Andrea Camilleri, viene tuttora rispettata. Infatti, queste ragazze non si fermano mai in città per più di 2 settimane. Lavorano tutto il giorno e i loro telefonini sono proprio bollenti. C'è una cosa che sottolineano: non rispondono ai telefonini se non c'è il numero visibile. Insomma, prendono anche delle piccole precauzioni.